Siamo con Giancarlo Galan, ex onorevole, ex presidente, a cui daremo del tu oggi. Ci mancherebbe altro, mi fa sentire un po' meno antiquato. Ha appena rilasciato un'intervista per Movimentando, la web TV del Club della Libertà, e non le nascondo che sono rimasta un attimo gelata quando lei ha affermato che oggi un giovane per fare politica ha due opzioni, quella di avere un padrino o quella di avere una grande botta di culo. No, sono due opzioni. Terza, io ho detto che c'è anche la possibilità di essere molto bravi, però ho detto anche che c'è una grande fatica, c'è una grande chiusura, c'è un grande blocco alle opportunità, ai colpi di culo, come ho detto, che sono capitati per esempio a me. È più difficile per i giovani e per le donne, è più difficile oggi entrare e fare una carriera decente in politica. Quindi lei sinceramente ammette che un suo figlio ha molte più possibilità di entrare in politica che un ragazzo qualsiasi che magari ha iniziato la gavetta a 14 anni nei partiti attaccando manifesti, ma che poi dopo non candidano o non candidano nei posti giusti. Ma non tanto questo, forse il nepotismo non ha un grande futuro, con la trota si è visto, insomma, che non è che sia stato un successo di popolo travolgente, è che la società è tutta bloccata. Chi fa il figlio del notaio, chi è figlio di notaio ha forti probabilità di fare il notaio, e così chi è figlio di un operaio ha forti probabilità di essere, insomma c'è la società bloccata, esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere, con un continuo interscambio e continue opportunità per tutti. Ecco, per giovani e donne ci sono poche opportunità e bisogna ampliarle. Quindi se un giorno sua figlia o suo figlio volesse fare politica, lei che cosa dirà? Per favorire proprio quello che lei ha appena detto, che ci vuole... Parliamo di merito, no? Possiamo parlare di merito? Anche di quello indiscutibilmente, diciamo, un'opportunità nella vita passa davanti a tutti. In politica, negli affari, insomma un'opportunità passa davanti a tutti, bisogna saperla cogliere, avere la fortuna di coglierla e tutto. Mia figlia volesse fare politica, le direi guarda che è difficile, falla però. Ma le farebbe iniziare dalla gavetta o l'aiuterebbe? Ma si inizia indiscutibilmente dalla gavetta. Indiscutibilmente la storia recente non l'ha proprio dimostrato. Ma si inizia... Non è mica vero. Lei è molto sincero, mi piace perché è sincero, sì, dica quello che pensa. Dico che i casi sono troppo vari per poter essere raggruppati in una unica categoria. C'è chi ha avuto grandissime difficoltà, c'è chi ha avuto grandi opportunità e la strada spianata. Insomma, capita un po' di tutto, ma uno la fortuna deve anche meritarsela, perché magari si può avere un colpo di fortuna, essere inseriti nel listino, però se poi non te lo sei guadagnato questo colpo di fortuna, la volta successiva ti lasciano a casa. Bene, quindi una bella conclusione, nella vita ci vuole una botta di culo, come diceva Giancarlo Galan, ma anche il merito dopo di saper essere all'altezza di quello che è stato offerto. Insomma, qualcuno ha avuto, io ho avuto molto di più di quello che meritavo probabilmente. Non so se dopo me lo sono guadagnato, probabilmente sì, ma comunque il dovere di meritarmi quello che avevo avuto anche con la fortuna l'ho sempre sentito come un fortissimo dovere. Grazie.